No, bianco. Rosso oppure blu scuro. Allora, io questa qua non lo porto due. Però è stato tanto l'emozione prima di andare L'esima Euro Corona. Beh, te lo trovare. No. No, mi sarà già atteso sul brevetto a trovarlo. Lui Come no? come no? Fuori. Io. Arutta, Ma adesso 2 ore e 15. La fortuna è che abbiamo davanti un'influenza. Ogni tanto si ferma. Amico. La domanda principale è: Tyson avrà messo capo Jack Paul? Raga. Rimanda, sempre così. Ecco qua ragazzi, siamo arrivati a Bocchetta Fondi. E qui ragazzi in formissimo. Lui mi metti. Io sto. Fa che roba. Alla Mike. Cosa ha fatto lui? Senso suave. Penso Allora come sto carrega? passo di Campogrosso e ora vediamo. Fra Caroli un'ora, ma se è un'ora. Spero che via un terzo magari. Sì. Le più veloci tutti. Pino Mughi. Pini Mughi. Come no? Mia mamma mi ricordo perché era vicino. Mio nonno anche. Cima rifugio fra Caroli, Carega. 40. 40. Bocchetta Mosca. No. Stamattina, stamattina il sono arrivata là. Che troiato. Di tantissimi Quanti sei? Guarda che branco di camosci. A due là. Dove? Ah, no, no. Che roba! La luna piena. E l'alba. Ma che spettacolo ragazzi, emozionante. Più che altro sarebbe aspettare raffica che uno fuori il sole, ma Facciamo un giro bisogna star su. Facciamo un giro al rifugio. Era nel trittico Ale Gianni e Medrò. Martina, ti ho fatto selvaggio blu. No, non è. Ah no, beh, non aveva Ma fatto. che ho fermo, Sì, lo Mi fa. so carico, Ma perché non l'avevi fatto, Ste? Ma eri là però? Luca! Ah, ok, ma dire che viene ancora un po' al caldo. Buon, si parte! Buon, si parte!
assaggia, senti, però con calma. Ora niente. Ragazzi, emozionante, ragazzi. No, sono contento perché vedrai tutti senza parole. Luca Berto senza parole. Sì. Adesso mi metto sul produttore e state il video. La compagnia che si gode il crepuscolo. Con la mia tisana che è fuori dalle fiamme. Niente da imbellibile. Si arriva qua. Forza. Mia. Vabbè, no, adesso E la luna. Sunrise, summertime. Grande Marco, cazzo. Un posto dedicato a te. se per caso Cadesse il mondo. cioè non lo so. Comunque ragazzi, 2 parole a caldo così su questa alba. A caldissimo. Freddissimo ed emozionante. Ne vale la pena o no? Io Alla grande. Soprattutto Marco lì dietro che attendeva un'alba da tanto tempo in montagna. Perfetto. Adesso godiamoci il momento. Stesso cappello, stesso colore dell'alba. 3 parole. 3 parole. Sole, cuore, amore. Testa, cuore, passione. E tra l'altro su 8 miliardi di persone, noi 7 solo guarderanno l'alba dal Caraiga. No, che C'era anche prima, se no. No, è velocissimo. Sì. Ma te no, ma vedo che Isaria ladra, mi pare tutto. Ma che veloce. sì, 100.000 volte. Infatti qui che dice che i tramonti. Ma guardalo! Casa nel fondo. Ecco cari miei, avete visto anche l'alba su al Cima Caraiga. Questa per me è la terza volta che torno. Avete visto la compagnia di ragazzi oggi che mi ha appunto invitato a fare questa escursione diversa dal solito. Ovviamente gli ultimi video vedrete, si vedrà la telecamera che balla perché fa un po' freddo, vedete a mani nude c'erano 0 gradi. Comunque ne valsa assolutamente la pena e adesso penso andremo giù lì nel bivacco dei Francaroli e dopo torneremo giù pian pianino. Purtroppo tutto coppiato. Anche siamo in 8 miliardi di persone, l'unico che bene sono io. Questo gran trail, questo invece è deciso trail. In realtà l'unico che non si va a presentare è Liuma. Ok. Ma Salino, sai che chiamavi Stefano? Stefano da Vicenza in ritardo.
fa veramente un certo effetto sapere che le persone si stanno pian piano alzando adesso con calma e noi siamo svegli dalle 2 di stanotte per fare il percorso in macchina, alle 3 dopo siamo partiti per salire a piedi. Che mattinata, oh! Ecco ragazzi, qui il video termina, adesso salutiamo tutti i membri, qui c'è Stefano, Che ha sonno. Alberto, Direttamente dal bivacco di rifugio Fraccaroli. l'altro Alberto, Luca, gli ultimi due, Clarissa, la Che più non giovane sono della una compagnia. coppia, ma amici, ma vanno sempre in montagna insieme, cioè questa è la seconda volta. Il mio classe qua, Marco. Dietista. Dietista. Quindi ragazzi, niente, qui dal bivacco del Fraccaroli è tutto e ci vediamo al prossimo video. Per un video bonus per Marco, un bel saluto per il video per gli amici. Ciao ragazzi. Alla Alla prossima prossima. se ci sarà un'altra escursione Speriamo insieme. anche di sì. Grande. Ti do anche i guanti. Oh, Luca, ma ti che tu mi hai visto? Miniera della zona nuova proprio. E ora, lì Marco, devi capire. Allora, ovviamente mi sono le parti, le cambiato. Mi sono rimasto sempre sempre. Va che dentro ite fa cambiare. Non è enorme quello lì, Aspetta che passo un video. Lo vedi il Papa, Luca?